L'invito che faccio alla comunità è quello proprio di venire in città sabato e anche domenica, che ci sarà la sfilata, proprio per applaudirli, ringraziarli, portar loro dei sorrisi e degli abbracci, che vogliono essere poi quella benzina che è fondamentale per loro per continuare a svolgere tutti quei servizi che oggi svolgono nel migliore dei modi. Non ha dubbi il sindaco Mario Conte, quello di Treviso agli Alpini sarà un abbraccio corale trattenuto per troppo tempo, soprattutto nei mesi più duri della pandemia, con l'annullamento e il rinvio di ben 2 adunate nazionali. Che festa sia quindi, ma con tutte le precauzioni del caso. C'è anche voglia di festeggiare, ovviamente lo dobbiamo fare con testa, dobbiamo seguire quelle che sono le indicazioni che ci arrivano dal Ministero, quindi non dimentichiamoci che stiamo ancora convivendo con il virus, però possiamo lasciarci andare magari a un bicchiere in più in compagnia degli alpini. Eppure i brindisi, e se ne prevedono molti, saranno sicuri soprattutto nel corso dell'attesissima Notte Bianca Alpina, con i negozi aperti e cori in ogni angolo della città. Ho da poco firmato anche quell'ordinanza, come faccio sempre in occasione dei grandi eventi, dove verrà vietata l'utilizzo di bicchieri e bottiglie di vetro fuori dagli spazi consentiti agli esercizi commerciali. Ma i fronti sono tanti, compresa la gestione coordinata degli eventi in programma per domenica. Alle 16 a Santa Maria dei Battuti il sit-in del coordinamento LGBTE di Treviso dopo l'affossamento del DDL Zan, dalle 15 alle 18 la manifestazione statica dei No Green Pass al bastione di San Marco. Le parole d'ordine per il primo cittadino sono due: inclusione e legalità. Rispetto sempre le piazze, quindi è giusto che loro continuino a manifestare quello che è il loro pensiero. Questa volta siamo riusciti a fare in modo che non ci siano sovrapposizioni di manifestazioni, proprio nel rispetto di tutti.